duro, invece pure No, lui quel cane è... è bellissimo, poi sono i cani eleganti, gli altri cani perché non c'ha la faccia quella un po' smostrata, gli altri cani fanno paura. No, quel cane è bellissimo, però cazzo, cioè, non entra senza mascherina, Ma lo così. sai che io quando vengo delle volte all'allenamento, che loro si stanno allenando e arrivo prima, che non ci sta nessuno di noi, questo lo lascia sciolto qua nel Ma parcheggio. se gli scappa da qualche Non gli parte? scappa, sta aspettando lui, però vuole entrare dentro, quindi quando scendo dalla macchina mi viene e mi segue fino alla porta, mette il muso per entrare, io lo devo scacciare, non so come viene. No, è buono, questa è una razza Sì, mi è buono, ma che buonissima. cazzo ne so se gli viene un raptus? Io Questo ce sono... l'aveva il mio istruttore di kickboxing, ce l'aveva a Bergamini e quando mi andava ad allenare ce l'aveva uno bellissimo, solo che poi gli è morto per la vecchiaia, ma veramente avevo detto io, date la mano. Ah, ma non gioca a Trentin, perché? Rodrigo! Perché avvicinati, non mi va. Sì, sì, Metti a vado. me te qua, ci. Vuoi sedere qua? No, no, Vuoi no, usare il computer? no, no, io ce l'ho qua. Dai, mi stavi a dire? Mi stavi a dire? Siccome le prossime due non giocherà Luca Jan, Ah, ok. Però è bravo, perché domani va a fare un trattamento al ginocchio. Ciao Dani, da Salini a Milano, a San Raffaele. Niente di che, deve fare un'infiltrazione per le cartilagini, però richiede 7 giorni di riposo assoluto. La fa domani fino a mercoledì prossimo, riposo assoluto, quindi poi non rientrerebbe perché rigiochiamo il venerdì, Sì, cioè giochiamo sabato con Real San Giuseppe e poi il venerdì in casa con l'Ostia. Quindi lui salta 2 partite e le gioca tutte e due Trentini. no, comunque è bravo, l'ho visto giocare, è bravo. Se gioca in coppia con Ghi diventeranno mostruosi. No, no, ma sì, Si capiscono proprio, non lo so perché. sicuro. Come si chiama questo? Aspetta, me lo devo ricordare. Ah, Ferraioli. Ah, no, ho capito, lo stai dicendo. Vabbè, ma mi devi togliere quella qua che ti devo Ah, fare. ti puoi sedere qua se vedi, se ci vedi. Ma dopo Se no la prima fila qua. devi passare questo. E se ti siedi qua. No. Che gli serviva a Marcello. Sta all'ingresso laggiù. Massimo, posso partire? Buonasera e benvenuti al Palarigopiano di Pescara. Inizia Acqua e Sapone Unigross Feldi Eboli, la 6ª giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A di calcio a 5, una partita di cartello anche se l'Eboli accusa un po' di ritardo in classifica, ma è una delle squadre accreditate sicuramente per i posti da playoff e per le Final 8 fin dall'inizio della stagione, ancora di più adesso che al mercato di gennaio è uscita ampiamente rinforzata con gli arrivi di Alessandro Patias e di Gabriel Grello. Allora leggiamo subito le formazioni d'Acqua e Sapone con Mammarella, Patricelli, Fusari, Murillo, Calderolli, Coco Wellington, Ghi, Ricordi, Fior, Misael, Fetic, Rafinha, Zappacosta e Luca Ian, allenatore Fausto Scarpitti.
Feldieboli con Dalcin, Moura, Romano, Caruso, Tres, Bissoni, Patias, Luisigno, Caponigro, Grello, Lielmi e Pasculli. Allenatore lo spagnolo Alberto Riquer. Arbitrano Di Resta di Roma 2 e Intoppa di Roma 2. Il cronoman è Gianluca Rutolo di Chieti. Si parte, fischio di inizio dell'arbitro, comincia il conto alla rovescia sul cronometro. Possesso dell'Acqua e Sapone Unigros, che scende in campo con il quintetto base Mammarella, Murillo, Coco. Attenti al primo tiro dell'ex di turno romano. Dicevamo Murillo, Coco, Fusari e Ghi nel quintetto iniziale. Quintetto invece della formazione dell'Eboli, con il portiere Dalcin con il numero insolito numero 3 sulle spalle. Poi Sergio Romano, abbiamo già detto, l'ex di turno, Luisigno col numero 22, David Moura con il numero 2 e pivot Alessandro Patias con il numero 20. Alla seconda partita con la maglia della Feldi, al debutto per Patias, subito tripletta contro la Cybertella Aniene. L'Acqua e Sapone Unigros che invece arriva a questa partita dalla vittoria sul campo del Saviatesta Mantova per 4-3, vittoria decretata nel secondo tempo con un super gol del Toro, Guilherme Gaio Ghi, numero 11, che l'ha risolta. Poi ottima fase difensiva finale anche contro il portiere di movimento del Mantova per la squadra di Scarpitti, e 3 punti pesantissimi in classifica per continuare a viaggiare al primo posto con un punto di vantaggio sulla sulla Ital Service Pesaro. Ma l'Acqua e Sapone ha una gara ancora da recuperare, ne ha giocate 17, questa è la 18ª. Dovrà recuperare qui al Pala Rigopiano contro il Real San Giuseppe tra 2 settimane esattamente. Allora leggiamo ancora quello che sta accadendo in campo. L'Acqua e Sapone Unigros che sta cercando di fare la partita, di portare il pressing con il possesso palla e chiudere la Feldi nella propria metà campo. Feldi molto aggressiva, come vedete, con questo quintetto iniziale davvero a livello almeno di nomi molto competitivo. Tutti i giocatori navigati e di alto livello per la Serie A. Qui Fusari col destro, poi la palla prende uno strano giro, Ghi per poco con la testa non ci arriva, chiede l'angolo. L'Acqua e Sapone Unigros non viene assegnato, però allora Dalcin fa ripartire la Feldi con David Moura, ex Luparense, ex Latina e Rieti. Al primo anno nella Feldi il numero 2 rosso-blu. Qui invece Luisigno, numero 22, uno dei laterali più promettenti degli ultimi anni. Adesso proprio domani Luisigno compie 31 anni, 90, nato il 10 febbraio del 90. È un giocatore che ha viaggiato anche lontano dall'Italia nelle ultime stagioni, rientrato prima alla Sandro Abate l'anno scorso e poi dall'estate scorsa alla Feldi. Aveva avuto esperienze molto importanti con i Nagoya Oceans nel campionato, nella liga giapponese, una delle migliori al mondo per i non conoscitori del futsal internazionale, dove oggi allena tra l'altro un ex allenatore dell'Acqua e Sapone Unigros che è Francisco Fuentes, al 3° titolo nazionale consecutivo sulla panchina della formazione di Nagoya. Poi Luisigno anche al Kairat Almaty nel Kazakistan, poi un infortunio e il rientro dallo scorso gennaio alla Sandro Abate nel campionato italiano. Era esploso diversi anni fa nella Cogianco Genzano, una delle società che più di tutte aveva indovinato gli acquisti di prospettiva degli ultimi campionati, che poi si sono rivelati giocatori di categoria. Tra l'altro uno di questi, attenti a Murillo, era proprio il nerazzurro dell'Acqua e Sapone, Cristiano Fusari. Riparte la Feldi proprio con Luisigno, pressing di Murillo asfissiante fino alla propria area di rigore, il lungo campanile, Ghi a marcare il collega Patias.
e l'Acqua e Sapone potrebbe ripartire, poi non si intendono Fusari e Coco e c'è il cambio e torna Fabrizio Calderolli, assente nella partita di Mantova, ha smaltito un fastidioso infortunio il numero 9, palla che finisce tra le braccia di Mammarella. Questa sera invece manca Dudu, che è squalificato, era in diffida, è stato ammonito a Mantova, ma anche un leggero infortunio ad una caviglia da cui recupererà probabilmente già in tempo per la partita di sabato prossimo. Trasferta per l'Acqua e Sapone sul campo del Real San Giuseppe. Fuori per scelta tecnica invece Rodrigo Trentin, qui Coco, scambio ancora con Calderolli, il destro di Calderolli, dal cin ben piazzato tra i pali, poi la pressione di Calderolli, palla sul fondo. Dicevamo manca Rodrigo Trentin, lui in tribuna per scelta tecnica, segnato il primo gol italiano a Mantova nell'ultima partita dell'Acqua e Sapone. Trentin che fa parte delle rotazioni che settimanalmente Scarpitti opera nel suo roster. Qui debutta nel match Gabriel D'Angelo Grello con il numero 25 e torna al Palarigopiano, visto che ha indossato per 2 anni la maglia del Pescara Calcio a 5 Gabriel Grello, dal 2015 al 2017. L'ex del Poso Mursia arriva come Patias dall'Allegoic, la squadra, una delle squadre più importanti del panorama europeo, campione, diverse volte campione del Belgio. Acqua e Sapone intanto ha mandato in campo sia Lucayan che Rafinha. Eccolo Lucayan che poi perde palla al limite dell'area, cioè Caruso con il numero 9, pivot della Feldi Eboli, che è uno degli allievi di Fausto Scarpitti. L'anno scorso era al CMB con il tecnico molisano. Dentro anche Misel Gonsalves, laterale mancino con il numero 20. Va lui a portare la pressione a Grello, con Misel che era andato in tribuna a Mantova, sempre per scelta tecnica. L'Acqua e Sapone ha 2 giocatori che ruotano ogni settimana. La settimana scorsa c'era Calderolli fuori per squalifica e Misel in tribuna. Questa settimana c'è Dudu fuori per squalifica e Trentin per scelta tecnica. Qui perde il possesso la Feldi, calcia male questo laterale Grello, riparte l'Acqua e Sapone che adesso ha cambiato tutto il quartetto. E lo stesso ha fatto anche la Feldi con gli ingressi di Tres e di Bissoni. Qui Bissoni su Lucayan, Lucayan che conserva il possesso del pallone, poi Grello gli calcia addosso, la rimessa sarà per la Feldi. Feldi che in questo momento occupa l'8° posto con 23 punti, ma con 2 partite da recuperare. Quindi con la prospettiva di riprendere un po' di terreno sulle dirette concorrenti per migliorare la posizione nei playoff, perché la Sandro Abate è settima con 4 punti di vantaggio, è una partita in meno, mentre il Meta, che oggi ha battuto il Genova nella prima partita di questa giornata infrasettimanale, con 2 partite in meno ha ben 28 punti, quindi 5 di vantaggio sulla Feldi. Insomma, un'impresa ardua quella della squadra di Richer, che in questo momento tra l'altro sconta anche un'assenza pesante. Attenti qui a Calderolli, cerca un controllo difficile con l'esterno del destro, avrebbe forse potuto anche cercare direttamente di uncinare il pallone verso la porta. Dicevamo l'assenza, che sarà purtroppo fino al termine della stagione, di Rodrigo Canabarro, che sarebbe stato uno degli ex di questa partita, ha avuto un grave infortunio al ginocchio. Facciamo il nostro in bocca al lupo a Rodrigo Canabarro, vincitore di una Winter Cup con l'Acqua e Sapone Unigros nel 2017, insieme a Sergio Romano, che oggi invece è il capitano della Feldi, con il numero inconfondibile, diremmo, numero 4. Una delle bandiere della nazionale italiana di tutti i tempi.
Bissoni, Dalcin. Sono passati 6 minuti e 15 secondi, ancora 0-0, partita molto intensa, si lotta su ogni pallone, un paio di occasioni abbastanza buone per l'Acqua e Sapone Unigros, che sembra avere un buon controllo del match. Qui Tres che ruba palla a Misael, ma poi va oltre la linea del fallo laterale. All'andata ci fu la vittoria dell'Acqua e Sapone sul campo della Feldi. C'è proprio Romano in pressing su Calderolli. Amarella ricomincia con i piedi. Gioca dentro la propria area l'Acqua e Sapone, uscita pressing perfetta, poi Misael su Lucayan, l'appoggio all'indietro per Rafinha che non ha seguito l'azione, è rimasto su Bissoni, riparte la Feldi con Grello, Tres ancora per Grello, Grello che si libera, poi Mammarella a terra, grande lettura difensiva di Rafinha, super occasione Feldi con Sergio Romano nel cuore dell'area, Mammarella a terra, bravissimo qui Rafinha Rizzi, capisce tutto, si piazza sulla linea ed è lui a parare il tiro di Romano. Questo è un gol fatto per Rafinha, tra l'altro prima del match premiato da uno... A qui Lucayan! Clamoroso errore di Bissoni, Lucayan come un falco a 1 metro dalla porta con la punta del piede destro sotto la traversa. 7 minuti e 19, Acqua e Sapone in vantaggio, Lucayan. Si sblocca quindi il match del Palarigopiano, momento in cui la Feldi aveva avuto la sua migliore occasione nei primi 7 minuti con Romano. Arriva un errore di Bissoni abbastanza clamoroso davanti a Lucayan, che ovviamente non ha bisogno di questi inviti a nozze. Senza riflettere, con la punta del piede ha scaraventato immediatamente il pallone sotto la traversa. Non poteva fare nulla Dalcin a quella distanza, quindi Acqua e Sapone che passa in vantaggio. Scarpitti adesso lancia anche Alen Fetic sul parquet del Palarigopiano. L'esordio in questa partita per il numero 21 sloveno. Reduce da 10 giorni con la propria nazionale e 2 trasferte in terra straniera, una in Lituania. Qui Murillo anticipato da Patias che va lui a calciare proprio Fetic, buona chiusura difensiva di Alen Fetic. Dicevamo trasferta in Lituania con una vittoria molto importante, e poi quella in Spagna finita con la vittoria per 3-1 della nazionale spagnola. Insomma, gara che sembrava dal pronostico chiuso, la Slovenia l'ha giocata molto bene. Tra l'altro Fetic è stato segnalato dalla stampa di settore spagnola come uno dei migliori del match. Qui Fusari contro Luisinho, alla meglio il giocatore della Feldi. Intanto è uscito Lucayan, è tornato in campo Ghi con il numero 11. 8 minuti e 30 sono già andati via di questo primo tempo. Fatias che prova a difendere il pallone, Murillo glielo ruba, poi serve Ghi da buona posizione, Ghi! E qui Ghi mangia un gol che uno come lui deve riuscire a segnare. Poi grande rientro, recupero difensivo di Fusari. Brutto errore di Ghi sotto porta. Murillo invece aveva fatto una giocata spaziale nel metterlo praticamente davanti a Dalcin. Uno che ama i gol difficili, Ghi. La storia dei suoi gol parla chiaro. Più è complicata la situazione, più a lui piace segnare. Otto e 49 già trascorsi. Luisinho calcia da ultimo, non trova la porta. Ora Fetic imposta il gioco con Fusari.
Fusari sale, vede Murillo scappare sulla sinistra, poi palla al centro di Murillo, buona l'idea di Murillo, Fusari arriva con un pizzico di ritardo, poi deve andare a recuperare su Moura, richiamato dal capitano. Fusari sicuramente uno dei migliori della partita di Mantova, il numero 7 dell'Acqua e Sapone Unigros. Nei giorni scorsi ha avuto anche uno scambio di cortesie sui social con un giocatore del Chievo Verona, suo amico Michele Rigione, difensore del Chievo. Attenti qui a Moura che schiaccia male questa palla, poteva fare sicuramente di più. Ghi, chiuso proprio da Moura. Fetic, Fusari 1 contro 1 con Luisinho. Fusari, arriva poi Patias che gli ruba il pallone. Proteste vibranti dalla panchina dell'Eboli che chiede il giallo a Fusari. Viene invitato alla calma tutto lo staff dell'Eboli da Di Resta di Roma 2. Si raccomanda a Richer Di Resta. Ora Luisinho. È il primo fallo della partita, quello commesso da Fusari su Patias. Sono passati 9 minuti e 40 secondi del primo tempo. Sta per andare via il primo quarto di gara. Acqua e Sapone 1, Feldi Eboli 0 col gol di Lucayan dopo 7 minuti e 19. Per Lucayan i gol in classifica marcatori diventano 17, gli stessi di Ghi. Nel frattempo si è sbloccata Pesaro, Color Max Pescara e anche CMB Matera Petrarca. 2-0 per la squadra di Nitti. Qui buona chance per l'Acqua e Sapone e 1-0 per il Pesaro. Murillo, Fusari, l'unico lancio di Fetic a pescare col suo sinistro magico è Ghi. Murillo che va giù, il controllo del pallone, non c'è fallo, riparte la Feldi con Moura che difende questo pallone, ricomincia da Patias, gira bene il pallone per la Feldi che rientra nella metà campo dell'Acqua e Sapone, ora rallenta, cerca del varco giusto. Ghi contro Luisinho, il sinistro di Luisinho scalda le mani a Stefano Mammarella e poi time out di Richer dopo 10 minuti e 38 secondi. Terminato il time out chiesto dalla Feldi Eboli, 9 minuti e 22 alla fine del primo tempo, 1-0 per l'Acqua e Sapone Unigros. Nel frattempo si sbloccano anche Cybertel Aniene Real San Giuseppe, 1-0 per la squadra romana, e Sandro Abate Avellino Lido di Ostia, 1-0 per la Sandro Abate. Comincerà alle 20:45 l'ultima partita di questo turno infrasettimanale, ovvero Camedosson Savia Testa Mantova.
Torna in campo Lucajan, autore del gol, che sta decidendo finora la partita. Il lancio lungo di Murillo è proprio per il numero 99, che si coordina benissimo col destro, e Dalcin qui deve essere reattivo per evitare un altro gol di Lucajan. Poi Fusari si libera di Moura molto bene. Fusari va a sbattere contro Tres, poi è l'ultimo a toccare il pallone. Riparte la Feldi con Grello, numero 25. Intanto in campo Caruso al posto di Patias. Si prepara anche Bissoni, che ha da farsi perdonare dai suoi il controllo infelice nel cuore dell'area, che ha praticamente regalato il gol a Lucajan. Ancora Grello, numero 25 sulle spalle, non può avanzare perché Coco lo sta braccando a metà campo. Arretra qui la Feldi, sale la pressione dell'Acqua e Sapone Unigross con Coco e Fusari. Grande lettura ancora di Rafinha, che anticipa Tres. Possesso dell'Acqua e Sapone. Fuori Fusari, dentro Misel con il numero 20. È proprio lui andare sull'out sinistro a cercare il tiro, lo chiude, lo mura Caruso. Rimessa laterale in attacco per l'Acqua e Sapone Unigross. Mancano 7 minuti e 55 alla fine del primo tempo. Va a battere Coco Wellington, entra in area Lucajan, proprio Lucajan cercato da Coco. L'anticipo di Bissoni è ancora rimessa per la squadra di Scarpitti. Si avvicina Misael, Coco cerca sempre l'aria, viene ancora chiuso da Tres. Poi il controllo infelice di Misael nel portarsi avanti il pallone con la suola. Palla regalata alla Feldi. Tres pressato da Misael, bravissimo qui Misael a non far partire l'azione dell'Eboli. Rafinha contro Caruso, anticipo del numero 27 nerazzurro, premiato prima della gara dal sponsor della società, Lay Fate. Qui Caruso che si libera, Lucajan da dietro. C'è calcio di rigore per la Feldi Eboli, il fallo di Lucajan su Caruso, secondo fallo del match, ma soprattutto calcio di rigore per la Feldi. Chiede chiarimenti all'arbitro senza avere replay o insomma possibilità di rileggere l'azione una seconda volta. A occhio ci sembra assolutamente netto il calcio di rigore per la Feldi. Patias, che è uno specialista, si è preso subito il pallone. La settimana scorsa si era sbloccato al debutto con la Feldi proprio dal dischetto. Patias contro Mammarella, i due sono stati compagni di squadra nel Montesilvano dal 2008 al 2010 e anche in nazionale. 1000 battaglie uno contro l'altro, si conoscono a memoria. Vedremo chi avrà la meglio. Rincorsa lunga di Patias, calcerà con il destro Patias, buca Mammarella con questo calcio di rigore, esulta col solito gesto del baffo, il suo nuovo look Alessandro Patias. 12 minuti e 12 secondi pari della Feldi. Si ricomincia quindi dal pareggio qui al Pala Rigopiano. Ha pareggiato su calcio di rigore Alessandro Patias, fallo di Lucajan su Caruso in area. Ora è Romano sul lato destro, sbaglia il passaggio, il cambio di campo per Tres, Sergio Romano. 7 minuti e 12 all'intervallo, 2 falli per l'Acqua e Sapone Unigross, 0 per la Feldi. Una partita comunque correttissima, al di là del sacrosanto rigore assegnato ai campani. Ingenuità di Lucajan sicuramente, uno della sua esperienza. Rafinha carica il destro,
sporcato da Romano e parato in tuffo da Dalcin. Misel, ancora Misel e Rafinha che scambiano, poi Rafinha viene in mezzo a cercare Lucayan, pressato da Bissoni. Lancio lungo di Misa per Lucayan, duello con Bissoni, tutto di forza, richiamato anche dall'arbitro Bissoni. La rimessa è per l'Acqua e Sapone Unigros, c'è Coco sul pallone, palla è per Rafinha, chiuso da Bissoni però. Ancora Rafinha con il destro, sta provando a più riprese. Tornato in campo anche Luisinho con il numero 22. Qui Romano sbaglia tutto, s'avventa Lucayan! Incredibile! Incredibile Lucayan, come un falco, si fa perdonare per il calcio di rigore causato. Ancora una volta l'assist glielo serve la Feldi Eboli, ma il tiro di punta di Lucayan non lascia scampo a Dalcin, il pallone non si è neanche visto passare. 13,50, 2-1 Acqua e Sapone Unigros. Di nuovo avanti quindi l'Acqua e Sapone Unigros con la doppietta di Lucayan Battista. La bestia sfrutta due indecisioni della difesa della Feldi, non dà scampo a Dalcin, di nuovo Calderolli contro Patias, e possiamo anche dire che probabilmente per quello che si è visto in questi primi 15 minuti quasi, forse il vantaggio seppur minimo è più giusto per quello che ha espresso la partita del Palarigopiano. Qui ancora controllo difettoso di Ghi, ma questa è una partita ancora tutta da vivere, lunghissima, con 5 minuti e 25 che mancano all'intervallo. E tutta la ripresa, eccolo Patias, Murillo gli va a togliere il pallone dai piedi, lo tiene anche in campo il capitano, poi Ghi libera Calderolli, poi il controllo con la suola di Calderolli non è dei migliori. Ora il time out lo chiede Fausto Scarpitti, 14 minuti e 53 giocati, 5-0-7 alla pausa, time out Acqua e Sapone. Terminato il time out chiesto da Scarpitti, si riprende con il possesso
Eccolo, ricomincia l'azione della Feldi. Mattias che guadagna la rimessa laterale. Intanto Sandro Abate, Lido di Ostia 2-0, Aniene Real San Giuseppe 2-1 e Signor Prestito Matera Padova 3-2. E Murillo recupera il pallone, superiorità dell'Acqua e Sapone, Murillo per Ghi, il destro a giro alto di Ghi a caccia del gol numero 18, in questo momento scavalcato da Lucayan nella classifica marcatori. Lucayan sale a 18, Ghi a 17, dietro c'è Murillo a quota 13, qui il pressing di Ghi costringe Bissoni a buttare via il pallone. Torna in campo Alen Fetic, numero 21, il gigante sloveno dell'Acqua e Sapone Unigros. Proprio lui il pallone col suo sinistro, Luisinho che anticipa Murillo al limite dell'area, poi parte, va giù a metà campo nel contrasto spalla a spalla con Ghi, poi Bissoni ci prova col tacco Luisinho, scelta complicatissima, sarebbe stato il gol dell'anno probabilmente. Tanto chiedono di asciugare il parquet. Ed eccolo l'addetto dell'Acqua e Sapone Unigros, Giampiero Sessa, che sistema il parquet all'altezza della metà campo. Pronto per ricominciare, Mammarella aveva il possesso del pallone e lo conserva. Murillo, Calderolli, Ghi, Fetic, circolazione veloce del pallone, poi Murillo prova una specie di sombrero su Tres che non riesce. E la Feldi che guadagna di nuovo. No, il possesso invece è dell'Acqua e Sapone, c'è stata una deviazione, quindi Fetic batte veloce per Ghi, non completa la girata il numero 11 nerazzurro. Palla addirittura che viene battuta con una rimessa laterale da Grello, tornato in campo. Moura, palla fuori, sbuffa Patias per questo passaggio errato del compagno. Fetic arretra per Calderolli, manovra con pazienza l'Acqua e Sapone Unigros. Murillo si beve Grello, va sul fondo, mette il pallone nel centro dell'area, poi arriva Ghi, palla toccata da un giocatore della Feldi e fuori di un soffio. Richiamato di nuovo lo spazzolone per asciugare la linea di porta di Dalcin. Angolo per l'Acqua e Sapone, vicina al raddoppio. Cosa ha fatto qui Murillo su Grello prima e su un altro avversario poi. Le giocate che hanno reso il capitano dell'Acqua e Sapone uno dei migliori giocatori di futsal in ambito europeo. Cresciuto nel San Paolo, poteva diventare un buon centrocampista, poi ha scelto il futsal. Qui Ghi prova a beffare Dalcin, se la cava ancora la Feldi. Palla all'indietro per Fetic, il sinistro esplode sulla schiena di Patias. Chiede il pallone Fetic. Il lancio profondo per Ghi, ribattuto. 3 minuti e 13 alla fine del primo tempo. Calderolli, Fetic, Murillo, ora per Ghi, mantiene il possesso l'Acqua e Sapone Unigros con questa rimessa laterale in attacco.
La batterà Calderolli, Fetic è andato molto indietro, la palla era per Murillo, anticipato da Moura. Può ricominciare Mammarella. Murillo supera 2 avversari, grande giocata di Murillo. Dalcin capisce tutto, si mette in proprio, arriva fino al limite dell'area per evitare il peggio. Saltati Patias e Grello, non certo gli ultimi 2 arrivati in questo campionato. Con estrema facilità il portiere della Feldi è stato intelligente ad anticipare il tocco del capitano. Ora Ghi sul lato sinistro, gran tiro di Ghi, per poco non ci arriva Rafinha con la testa. Si danno il cambio e 2 pivot nerazzurri, torna Luca Jan, autore, praticamente ha fatto tutto lui perché è autore dei 2 gol dell'Acqua e Sapone, ha anche causato il rigore del gol della Feldi Eboli. 2 minuti all'intervallo di Acqua e Sapone Unigros, Feldi Eboli. Caruso, palla indietro per Tres. Calderolli a pressare Grello che però scarica su Tres. Ancora Caruso, spalle alla porta, fa salire la squadra. Tres controlla il pallone, va a cercare ancora il pivot ma c'è una rete di maglie nerazzurre, la palla finisce tra le mani di Mammarella. Ricomincia l'azione dell'Acqua e Sapone Unigros. Calderolli centralmente per Coco che prima perde il pallone, poi con intelligenza lo recupera. Qui Calderolli, si beve Grello, si beve anche Dalcin con un sombrero e poi sulle mani di Luisinho. Questo, se non sbaglio e se non abbiamo visto male, è calcio di rigore per l'Acqua e Sapone Unigros. Fallo di mano di Luisinho che evita il terzo gol di Calderolli. Giocata mostruosa di Calderolli, il fallo di mano è cartellino giallo. Ammonito Luisinho dopo 18 minuti e 45 secondi, primo ammonito del match. Ammonito anche Patias. Quindi ammonito Patias sicuramente per proteste dalla panchina, lo ha comunicato di resta al cronoman Rutolo Di Chieti. Dal dischetto dovrebbe andare Capitan Murillo, se non andiamo errati, proprio su alla rincorsa sul sinistro. Murillo, freddo, preciso, sicuro di sé il capitano. 3-1 per l'Acqua e Sapone Unigros dopo 18 minuti e 46 secondi. (3-1) per l'Acqua e Sapone Unigros e sta per scattare l'ultimo minuto del primo tempo. Ha segnato il capitano Murilo Ferreira con un calcio di rigore fischiato per fallo di mano di Luisinho sul tentativo di testa di Calderolli di segnare nella porta vuota. Poi fallo di Moura su Coco, secondo fallo anche per la Feldi. 2 falli ciascuno per Acqua e Sapone Unigros e Feldi Eboli, un rigore ciascuno. Il risultato adesso è 3-1 per la squadra di Scarpitti. Bellissima la giocata di Calderolli
sombrero su un avversario, sombrero sul portiere, poi arriva Luisinho che salta con le braccia larghe. 40 secondi all'intervallo, dal 5 alle mani, lungo, Rafinha anticipa Caruso, partita finora meravigliosa di Rafinha. Qui però lo facciamo emozionare con questo complimento, sbaglia il passaggio per Lukajan, concede l'angolo alla Feldi. 30 secondi all'intervallo. Grello alla battuta, conta l'arbitro, calcia addosso a Lukajan Grello, Romano controlla male col petto, palla in fallo laterale, la batte proprio Rafinha, Lukajan passa la palla pericolosamente a Mammarella che, pressato da un avversario, la butta in fallo laterale, Lukajan si scusa. 25 secondi all'intervallo, ancora Grello, batte nella terra di nessuno Grello. Feldi che ha un momento di confusione. Coco all'indietro per Rafinha, 20 secondi alla sirena. Ancora Coco, pressato da Caruso, guadagna la rimessa laterale Coco. 16 secondi, possesso dell'Acqua e Sapone davanti alla propria area, poi Coco prova ad allontanare, Romano capisce tutto, se ne va centrale Romano, torna il solito Rafinha, un muro, guadagna la rimessa Romano, 9 secondi all'intervallo, palla lunga per Moura, si gira Moura, Coco ribatte con la schiena, poi la spazza via, 4 secondi, vediamo se riuscirà ad arrivare nuovamente al tiro la Feldi. Romano sceglie la battuta lunga per Caruso, Rafinha anticipa di testa, finisce qui, suona la sirena, fine primo tempo, pausa per noi. Acqua e Sapone Unigross 3, Feldi Eboli 1. Per me è un punto d'onore, ma per me è un punto d'oro. No, la Salernitana non ha pareggiato. Cazzo di culo. 94esimo. Meglio che frena il Pisa, guarda. Là ci deve stare il mucchio là sotto, capito? no, meglio. Ha pareggiato il Cosenza Cittadella, vaffanculo. Sono tutti morti. Che palle. Scusami, Ciampi. Inizia il secondo tempo di Acqua e Sapone Unigross Feldi Eboli, si riparte dal 3-1 per la squadra di Fausto Scarpitti. La Feldi quindi che dovrà cercare di rimontare 2 gol di svantaggio in questa ripresa. È la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A qui al Pala Rigopiano di Pescara, doppietta di Lukajan, ha accorciato sul rigore Patias e poi terzo gol dei nerazzurri del presidente Barbarossa, sempre sul rigore con Capitan Murilo. Possesso della Feldi con l'ex di turno Sergio Romano, capitano dei Campani, numero 4. Prova a fare la partita adesso la squadra dello spagnolo Alberto Riquer, ottava forza del campionato. Sicuramente con un roster
che ambisce a qualcosa di più, soprattutto come abbiamo detto all'inizio con gli acquisti fatti da poche settimane di Alessandro Patias e Gabriel Grello, arrivati dal club belga dell'Allegoic. Il campionato di futsal in Belgio è stato sospeso in via definitiva, ripartirà nella stagione 2021-2022, così l'Allegoic ha liberato tutti i suoi giocatori. C'è stato un esodo di massa, qui Romano e poi Patias. Cosa sbaglia Patias? Esodo di massa dall'Allegoic al campionato italiano, i 2 acquisti della Feldi, anche 2 acquisti per il Real San Giuseppe, di cui uno non è andato a buon fine perché si è purtroppo infortunato dopo il debutto Dujaké. Invece c'è stato l'ex nerazzurro Jonas, qui Fetic, Romano lo aveva saltato, cartellino giallo, dice no Fetic, ma ci sta tutto questo cartellino. Ammonito Alen Fetic dopo 1 minuto e 13 secondi. Primo ammonito per l'Acqua e Sapone Unigrosse Alen Fetic dopo 1 minuto e 13. Fusari va giù contro Dalcin, calcio di rigore, forse rosso per Dalcin. Rosso per Dalcin dopo 1 minuto e 56. Quindi un altro calcio di rigore, non è calcio di rigore, credo che sia battuta dal limite, ma non essendoci più nessuno tra il portiere Fusari, quindi avendo evitato un gol praticamente chiaro, un'azione da gol chiara, Dalcin è stato espulso, è entrato tra i pali Pasculli, la Feldi dovrà giocare con un uomo in meno. Battuta, calcio piazzato dal limite, vedete Lukajan sul pallone, Fetic piazzato quasi all'altezza del dischetto del tiro libero, un passo avanti, Murillo larghissimo sul lato destro per calciare con il mancino, Ghi che andrà a disturbare Pasculli mettendosi sul secondo palo. Vediamo quale sarà la soluzione scelta dai nerazzurri. Lukajan batte per Murillo, centrale ancora per Lukajan, parata di Pasculli, non si concretizza questo calcio di punizione per l'Acqua e Sapone Unigros, che però continua ad attaccare. La Feldi ha un uomo in meno, è stato espulso il portiere Dalcin tra i pali, ora c'è Pasculli, dovranno passare 2 minuti effettivi. Fetic, Murillo all'indietro per Lukajan, fa buona guardia Bissoni, poi fuori Fetic, dentro Coco, fuori Lukajan, dentro Calderolli. Scarpitti vuole forze fresche in questo minuto e pochi spiccioli di vantaggio ancora da giocare. Chiusi 3 uomini della Feldi davanti alla propria area, Coco si mette in proprio, colpisce la testa di Bissoni, si salva col numero 19 Pasculli, il secondo portiere della Feldi Eboli. Calderolli, ora una battuta di Ghi, Pasculli a terra, continua a premere l'Acqua e Sapone, ancora Coco, Ghi difende il pallone, fa ripartire Calderolli, il velo di Murillo per Coco, prova a sfondare l'Acqua e Sapone ma si sta difendendo molto molto bene la Feldi con l'uomo in meno, poi Ghi, il destro, Calderolli all'indietro per Coco, scambiano ancora i due, non si aprono le maglie della Feldi, poi Calderolli col destro colpisce in pieno l'incrocio dei pali dopo 3 minuti e 5 secondi.
legno dell'Acqua e Sapone. Coco si salva ancora Moura, poi Ghi. Si sta difendendo bene la Feldi, ma l'Acqua e Sapone sta mancando sicuramente in lucidità dentro l'area avversaria. Ora può respirare la squadra di Richer con il lancio lungo di Pasculli per Romano, palla subito persa, si ripropone immediatamente Coco Wellington. Poi Ghi all'indietro per Calderolli, insiste con questo quartetto Scarpitti, Calderolli che anticipa Moura, Mammarella in scivolata, finisce sul fondo con tutto il pallone. 3 minuti e 14 del secondo tempo sono già trascorsi. Sta anche per finire il periodo di svantaggio della Feldi con l'uomo in meno. Calderolli allunga la squadra, prova a fare tutto da solo, calcia di nuovo su Pasculli, guadagna una rimessa l'Acqua e Sapone, pronto a entrare in campo Luisigno per pareggiare i conti sul campo. Il Coco deve addirittura evitare il contropiede. Qui l'Acqua e Sapone Unigros, dato giù Ghi, gli tocca una caviglia, sembra poter continuare la partita. Rafinha, tornato in campo il numero 27 nerazzurro, l'ex capitano del Real Rieti, ha salvato un gol fatto della Feldi sullo 0-0. Qui Ghi prova col tacco, colpisce Bissoni, intanto la Feldi torna a giocare con 4 uomini di movimento sul parquet. L'angolo di Coco, lungo per Calderolli, meraviglia di Calderolli, Pasculli. Fa una gran parata Pasculli, ci prova sempre Calderolli, questa volta si era coordinato benissimo. Grande parata di Pasculli, applausi al portiere entrato praticamente a freddo in questa partita da pochissimi minuti. Fa subito una parata che vale il prezzo del biglietto. Grello all'indietro per Luisigno, ancora Rafinha su Patias. Concentratissimo Rafinha. 4 minuti e 29 già trascorsi, 15 e 31 da giocare. Attacca la Feldi, qui Patias non aggancia il pallone, è sempre marcato stretto da Rafinha. Manovra ora l'Acqua e Sapone, Rafinha fa ripartire Calderolli, Luca Ianni, lancio lungo per Coco, troppo facile per Patias che fa ripartire la Feldi. Tres per Grello, prova ad accentrarsi Grello, poi riesce a scaricare il sinistro, secco e angolato, esce di pochissimo, inciampa Coco indietreggiando davanti al numero 25 della Feldi e si spalanca la porta di Mammarella. Per Gabriel D'Angelo Grello, ex del Pescara e del Poso Mursia, uno degli ultimi acquisti della Feldi Eboli. Luca Ian contro Patias, difende il pallone Luca Ian, ricomincia da Calderolli. Calderolli che fa un tunnel a Luisigno, Pasculli esce molto lontano dall'area di rigore per buttare il pallone fuori. Rimessa laterale dell'Acqua e Sapone Unigros. 14:43 ancora da giocare. Arriva il pallone, Coco può battere, ricomincia il possesso dell'Acqua e Sapone Unigros. Qui Tres che anticipa Luca Ian impedendogli la solita girata, la piroetta sul pallone per andarsene in porta. Buona lettura di Tres. Qui manovra con il pallone dentro la propria area l'Acqua e Sapone in maniera rischiosissima, tanto rischiosa quanto spettacolare. Riesce ad uscirne la squadra di Scarpitti.
Calderolli sul lato sinistro si accentra per andare sul destro, di nuovo dribbling, poi anche su Tres, lottano entrambi per questo pallone, poi Tres lo butta fuori, rimessa dell'Acqua e Sapone Unigros con Calderolli, la battuta per Coco che calcia addosso a Tres, urla Mammarella dalla porta, richiama i compagni, qui c'è un gol di Coco meraviglioso, c'è un fischio di Di Resta, non viene assegnato questo gol, probabilmente non era rimessa per l'Acqua e Sapone perché poi batte la Feldi. Aveva calciato all'improvviso Coco prendendo il palo interno, ha segnato un gol meraviglioso col sinistro, ma si ricomincia dal 3-1 per l'Acqua e Sapone Unigros, che va a pressare la Feldi, la chiude davanti alla porta di Pasculli, Tres che prova a manovrare, poi alla fine se la cava in qualche modo, va solo contro tutte le maglie nerazzurre praticamente, deve scaricare il pallone a Moura che va a calciare, Calderolli recupera la palla, si sta alzando piano piano il ritmo di questo secondo tempo, anche perché ovviamente alla Feldi il cronometro è assolutamente contrario nel suo scorrere, ormai mancano 13 minuti e l'Acqua e Sapone invece vorrebbe provare la ripartenza giusta. Qui Luisinho, un gran sinistro da lontano, para Mammarella, poi Coco, ancora Luisinho che poi deve andare a prendere un po' di fiato, lascia il campo a Caruso. Tornato in campo anche Misael per l'Acqua e Sapone, Lucayan lo fa correre sull'out destro, tiro di Misael alto sopra la traversa, ancora il pressing di Misael su Tres, ora la battuta è di Romano, riparte di nuovo la Feldi Eboli con Moura che perde palla, Rafinha fa ripartire Lucayan, qui Lucayan ha un controllo non all'altezza della sua fama, allora la Feldi fa tornare in campo Bissoni, rallenta un attimo e ora riparte con un nuovo possesso proprio di Bissoni, che è l'ultimo della squadra campana. Si lotta su ogni palla, qui va giù Romano, calcio di punizione per la Feldi nella metà campo avversaria, il secondo fallo dell'Acqua e Sapone Unigros. 2-1, situazione falli nel secondo tempo a 11:57 dalla sirena finale. Nel frattempo nel secondo tempo ancora sul 4-2 signor Prestito Petrarca Padova, 1-0 Pesaro Color Max, 4-1 Cyber Tellaniene Real San Giuseppe, 4-2 Sandro Abate Lido di Ostia. È iniziata da pochi minuti anche Camedosson Savia Testa Mantova. Qui Moura lascia il sinistro a Luisinho, palla ribattuta, arriva fin su all'area della Feldi dove Pasculli la può recuperare con le mani, rilanciare lunga per Caruso, Rafinha capisce tutto, di testa lo anticipa, rimessa laterale in attacco per la Feldi, Bissoni all'indietro per Luisinho, poi Moura, palla profonda proprio per il numero 2 ex Luparense, Luisinho prova lo scavino, Mammarella esce con il corpo al limite dell'area e salva tutto.
Fuori Rafinha, dentro di nuovo Murilo Ferreira, il capitano dell'Acqua e Sapone, la leggenda dell'Acqua e Sapone. A marzo compirà 32 anni Murilo Ferreira. 14 di questi li ha passati a Città Sant'Angelo con la famiglia del presidente Barbarossa, dalla Serie B ai vertici della Serie A e anche ai vertici del futsal europeo con la maglia azzurra, campione d'Europa da debuttante nel 2014 ad Anversa. Murilo Ferreira, 10 minuti e 50 alla fine del match. Qui Misael scappa a Caruso, secondo fallo della Feldi. Bella giocata di Misael, vuole entrare in partita il numero 20 dell'Acqua e Sapone Unigross. Calcio di punizione che batterà proprio Misael, prende anche la rincorsa, cerca lui di piazzare il sinistro ma difficile riuscirci da quella distanza con tutta la squadra avversaria piazzata. Luisinho, salta Ghi, fallo di Ghi, secondo intoppa di Roma 2. Terzo fallo dell'Acqua e Sapone. Ora la situazione falli è 3-2 favorevole alla Feldi. Qui palla per Bissoni, il destro di Bissoni strozzato abbondantemente lontano dalla porta di Mammarella. Murillo per Ghi, Ghi lotta con Luisigno che però guadagna la rimessa laterale, quindi riparte ancora la Feldi. Che ora per la prima volta in questa partita dà spazio anche al suo prodotto del vivaio, Caponigro, con il numero 24, fa il suo esordio nella partita. Chiaro segno che qui Fusari aveva messo un gran pallone per Ghi, chiaro segno che Ricker adesso per gli ultimi 10 minuti ha bisogno di più giocatori con un buon serbatoio di energie, di benzina per tentare l'assalto finale, quindi concede qualche minuto a Caponigro. Qui Ghi, il destro secco dal limite, fuori di pochissimo. Quella posizione più o meno aveva fatto un gol meraviglioso sabato scorso a Mantova. Fusari, intervento difensivo su Bissoni, protegge il pallone Fusari, rimessa laterale, gioca con Mammarella da posizione difficilissima. Mammarella deve buttarla per forza in fallo laterale perché non ha più giocate, quindi l'Acqua e Sapone concede, rischiando troppo, qui concede una rimessa laterale in attacco alla Feldi, la batterà Luisigno. Profondo per Bissoni che va giù, poi Fetic non riesce a controllare questo pallone. Murillo che richiama i suoi e invita a non perdersi in inutili proteste, pensare solo alla partita. Qui il controllo di Ghi, appoggio per Fusari, Fusari che per poco non riesce a scappare a Luisigno, grande recupero di Ghi e Caponigro commette fallo netto da dietro proprio su Ghi, scatenato Ghi quando entra in transagonistica inarrestabile. 3-3 la situazione falli adesso, 9 minuti e 16 all'intervallo, situazione da monitorare su entrambe le panchine per evitare di arrivare alla zona tiro libero. 9 minuti e 16 diciamo, e intanto vi segnaliamo che a Pesaro la Color Max ha pareggiato 1-1, Color Max Pesaro. Luca Ian, cercano uno schema i giocatori nerazzurri, poi Bissoni involontariamente
allargando il braccio colpisce Calderolli, Calderolli fa cenno che non è successo nulla. Contatti che ci stanno, normalissimi, soprattutto nelle fasi più concitate delle partite. Qui Fusari, controllo difficoltoso ma riuscito, fa ripartire Murillo, poi Fetic, rallenta, 9 minuti alla fine del match. Il solito Ghi scatenato anche nella propria metà campo quando controlla il pallone. Fusari per Murillo. Lo cerca l'arrivo al centro di Ghi che tarda però nel movimento, consente alla Feldi di recuperare. Tornano in campo i grossi calibri della squadra campana, Grello e Patias, con Bissoni e Romano. Palla all'indietro per Pasculli, alza la testa, prende la mira, Ghi va a fare il difensore anticipando Grello di testa. Grello all'indietro per Patias, il rasoterra col sinistro di Patias. Marella è ben piazzato, blocca il pallone, fa ripartire i suoi, torna in campo Coco Wellington, il direttore dell'orchestra di Scarpitti. Qui Fusari si porta avanti la palla col tacco ma la porta fuori la linea del fallo laterale. Ogni tanto esagera alla ricerca di colpi spettacolari Fusari. 8 minuti e 11 secondi, sta per finire Acqua e Sapone Unigross Feldi Eboli, ma il tempo è ancora tanto per vedere ancora molti episodi, molte situazioni emozionanti. Il futsal ce lo ha sempre ricordato. Sicuramente Ricker tra qualche minuto potrebbe giocare col portiere di movimento per cambiare la storia di questo match. Vedremo quale finale ci aspetta. Intanto l'Acqua e Sapone Unigross comanda 3-1. La Feldi sta alzando un pochino di più il baricentro, si sta piazzando nella metà campo nerazzurra alla ricerca del pari. Coco col sinistro per Ghi, anticipato bene da Moura, poi torna Ghi a riprendersi questa palla. Questo possesso per l'Acqua e Sapone Unigross. Preziosi i recuperi, la generosità di Guilherme Gaio, classe 91. Qui si ripropone subito in attacco, Pasculli arriva al limite dell'area e con il corpo si oppone al pivot, ormai anche il pivot della nazionale italiana. Coco lungo per Calderolli, stop di petto, palla bassa col destro ma colpisce Sergio Romano. Il tiro di Calderolli. Qui il pressing di Patias su Coco, ma Coco fa un gran lavoro per Murillo. Poi Ghi scappa centralmente, deve rallentare perché non ci sono più compagni e soprattutto perché è stato richiamato in panchina. Come sempre spremuto fino all'ultima goccia Ghi, Lucayan in mezzo alle maglie della Feldi, va a recuperare questo pallone Lucayan su Moura, ci deve mettere una pezza Pasculli, si addormenta Moura sulla pressione potente di Lucayan. Poi Coco, il sinistro addosso al corpo di Patias, va a terra Patias dopo questa pallonata. Si ferma per un attimo il gioco al Pala Rigopiano. Mancano 6 minuti e 30 secondi alla fine del match. Ricomincia la partita, Calderolli, Lucayan, ancora una gran parata di Pasculli. Che serata ha tirato fuori Pasculli, permette anche ai suoi di ripartire
in superiorità, poi Caruso non ne approfitta, rientrano i giocatori dell'Acqua e Sapone. Quante parate per Pasculli. Una gran serata per il secondo portiere della Feldi. Marco Pasculli, 1991. Tra l'altro anche lui, come tanti questa sera qui, attenti alla palla di Tres che passa tra le gambe di Calderolli, ma Caruso non è ben piazzato. Dicevamo, come tanti giocatori che stanno giocando questa sera con la Feldi Eboli, anche Pasculli ha giocato in Abruzzo con il Montesilvano nell'ultima esperienza in Serie A del Montesilvano. Qui Rafinha fa andare a terra sia Pasculli che Caruso, poi calcia ma trova un rimpallo, si salva la Feldi. Coco all'indietro per Rafinha, il destro di Rafinha, vicinissimo all'incrocio dei pali. 5 minuti e 35 alla fine di Acqua e Sapone Unigros Feldi Eboli. Bissoni, Patias centralmente per Caruso, lo scarico su Tres, ma deve ripartire di nuovo da Patias che sta giocando da ultimo, ovviamente non è la sua posizione, ma ora Richer ha due pivot in campo, entrambi, sia Caruso che Patias, quindi la rimessa laterale per l'ultimo tocco di Luca Ian e della Feldi Eboli, che vedete, eccola qui, adesso gioca con Luisinho, portiere di movimento, in maglia verde, il numero 22 della Feldi. Luisinho Brizzi, ex giocatore di Cogianco, Rieti, Kairat Almaty, Nagoya, Oceans in Giappone e l'anno scorso la Sandra Abate, da quest'anno alla Feldi Eboli. La pressione di Luca Ian a mordere sulle caviglie di Luisinho. 4 minuti e 52. Palla all'indietro per Grello, poi Tres. Ancora Grello, circolazione della palla della Feldi. Sul lato destro c'è Luisinho che è mancino, si accentra Luisinho, poi va a calciare Patias, chiede anche scusa perché non era forse quella la soluzione finale della giocata della Feldi. Ancora Grello, Patias col tacco, Rafinha capisce tutto. Rimessa laterale per la Feldi Eboli. 4 minuti e 12 da giocare qui al Pala Rigopiano, con la Feldi che attacca con il 5 contro 4. Acqua e Sapone Unigros che conduce invece per 3-1, quindi 2 gol da rimontare per la squadra campana. Luisinho, Grello carica il tiro, invece poi va a servire Bissoni. Calderolli ha capito tutto, angolo per la Feldi Eboli. Il velo per Patias, il destro di Patias che non trova la porta. Cambio al volo, torna Pasculli tra i pali, fuori Luisinho. Si ripristina il 4 contro 4 sul campo. Coco largo per Calderolli, Calderolli numero su Patias, poi se ne va anche a Tres, ma Grello anticipa Rafinha. Rafinha alleggerisce un po' la pressione facendo ricominciare Luca Ian da ultimo uomo, allungando le maglie della Feldi. Ora è Coco che va centralmente su Calderolli, poi deve rimediare alla palla recuperata da Patias. Possesso in attacco della Feldi, fuori di nuovo il portiere, fuori anche Romano, dentro Grello e Luisinho come portiere di movimento. Qui una giocata sbagliata della Feldi, Rafinha
ha capito tutto, ma ha avuto fretta in spaccata di andare a cercare la porta vuota della Feldi. Palla sul fondo, ma grande spavento per la squadra di Richer su questa palla persa molto male, giocata centralmente e capita in anticipo da Rafinha. Si asciuga il parquet. Luisinho che deve reindossare la pettorina come da regolamento in attesa del cambio. Intanto l'Ital Service Pesaro si è riportata in vantaggio 2-1 sulla Color Max Pescara in questo finale di partita. Cambio del portiere di nuovo nella Feldi. Tres, Patias, Bissoni. Scappato Luisigno, ma Bissoni gioca all'indietro per Grello, punta sull'esperienza. 2 minuti e 45 alla fine del match. Palla centrale per Bissoni. Mammarella e Rafinha in società sul primo palo. Si immolano per evitare il gol della Feldi Eboli, che continua a premere nella metà campo nerazzurra con l'uomo in più. 2 minuti e 30 alla sirena finale. Grello all'indietro per Tres. Murillo salva tutto, poi la palla resta pericolosamente lì, ma la recupera ancora la Feldi. Di nuovo Tres, Mammarella para e Coco dalla distanza non trova la porta. Si è fatto male Stefano Mammarella su questo intervento, ha una mano sulla spalla, vedremo cosa è successo. 2 minuti e 19, time out chiamato dall'Acqua e Sapone Unigross. Terminato il time out, al Pala Rigopiano si devono giocare ancora 2 minuti e 19. Per fortuna solo uno spavento per Stefano Mammarella, soccorso in campo dal dottor Nicola Iannacone e dal fisioterapista Maurizio Damario. Era già pronto ad entrare Enrico Ricordi con la maglia numero 12, sta rimettendo la pettorina. Per Ricordi questa è la prima volta al Pala Rigopiano, per la prima volta era... Attenzione a Murillo che segna il gol del 4-1 in tandem con Calderolli e mette una pietra sopra forse a questa partita con la sua doppietta Murilo Ferreira. 17:50, Acqua e Sapone 4, Feldi Eboli 1. Pagato a caro prezzo il portiere di movimento dalla squadra di Richer col gol di Murilo Ferreira. Ultimi 2 minuti adesso con uno svantaggio praticamente quasi impossibile da rimontare. La Feldi sotto di 4-1. Per l'Acqua e Sapone Unigross potrebbe trattarsi della 14ª vittoria stagionale in 18 partite. Bissoni, controllo di Grello, all'indietro per Luisigno che si aggiusta il sinistro, vola Mammarella che dimostra di aver recuperato dal problema di qualche minuto fa alla spalla. 1 minuto e 30, Luisigno, morbido per Bissoni, tentativi
ormai disperati della Feldi di rientrare in partita. Coragrello centralmente, prova a sfondare, calcia ma non trova lo specchio. Allora riparte l'Acqua e Saponi Gross con Coco che libera Rafinha. Che gol di Rafinha! 5-1, 18:54, finisce qui. Grande intuizione di Rafinha nella porta vuota. L'ultimo minuto diventa solo una formalità. Qui Bissoni, ma è entrato tra l'altro, vedete, Enrico Ricordi con la maglia numero 12, lo avevamo detto poco fa. Scarpitti gli regala il debutto in campo con la maglia dell'Acqua e Sapone, arrivato dal Meta Catania nello scambio con Francesco Mambella. Enrico Ricordi, classe 89, e la sua prima presenza con l'Acqua e Sapone Unigross per il portiere di Senigallia. Poi Mattias prende un palo a porta vuota e sulla ribattuta di Bissoni Ricordi fa una gran parata. Acqua e Sapone sul velluto in questo finale. Coco manca il sesto gol. E lo segna però Murillo, che fa tripletta. 6-1 a 19:46. Terzo gol per Murillo, sesto per l'Acqua e Sapone Unigross. I giocatori sono già fermi sul parquet, vedete, aspettano solo il suono della sirena. L'Acqua e Sapone Unigross batte 6-1 la Feldi Eboli nella sesta di ritorno, sale a 44 punti in 18 partite giocate, con una gara da recuperare. Resta in vetta alla Serie A, tornerà in campo sabato in Campania contro il Real San Giuseppe. Dal Palarigopiano è tutto, saluti agli amici di PMG Sport e di Rete 8 Sport Orlando D'Angelo. Alla prossima partita dell'Acqua e Sapone Unigross.